Voglio ringraziare davvero il governatore Kaiser e il presidente Rohr per la loro presenza qui oggi. Una collaborazione vera e concreta, per cui ci scambieremo reciprocamente i nostri referenti di giunta per i vari temi, perché per ognuno di questi temi intendiamo davvero iniziare una collaborazione fattiva che ci permetta di mettere in piedi tavoli quantomeno bilaterali per iniziare a discutere di alcune delle questioni che vi ho accennato. Tema di interesse di tutte e due le regioni e che ciascuno di noi farà nel rispettivo ruolo la propria parte per cercare di salvare in primo luogo l'occupazione, no? Che è importante anche in Carinzia. Stiamo parlando di 450 persone lì, sapete i numeri anche qui, e quindi c'è un interesse di tutti e due a cercare di salvaguardare questo tipo di realtà. I regolamenti dell'Euroregione saranno messi a punto dal Presidente Zaia. Voi oggi avete individuato una posizione comune su questo per poi discutere? Le nostre due regioni, Carinzia e Friuli-Venezia Giulia, hanno già lavorato per la loro quota parte alle osservazioni sul regolamento interno. Adesso spetta al Presidente dell'Euroregione, che per i prossimi 3 anni è appunto il governatore Zaia, quello di far sistema e costruire il regolamento interno. Per la mia parte lo solleciterò a farlo, anche perché abbiamo bisogno di iniziare a lavorare concretamente. Senta Presidente, di Euroregione si parla da moltissimi anni. Secondo lei quanto tempo dobbiamo aspettare per vedere un progetto concreto finanziato dall'Unione Europea in uno degli ambiti che sono stati citati? L'amministrazione Illy aveva spinto molto nella costruzione dell'Euroregione, poi per 5 anni è stata dormiente, l'abbiamo attivata in campagna elettorale e adesso invece l'amministrazione regionale che rappresento fa sua, insieme anche al governatore Kaiser e naturalmente con il governatore Zaia, questa straordinaria opportunità di dargli immediatamente concretezza, per cui finiremo, spero in tempi brevi, i formalismi come il regolamento, abbiamo trovato la sede e adesso inizieremo a lavorare. La macro regione del nord come si colloca in tutto questo discorso? Defunta perché c'è l'Euroregione.